Questa trasmissione è offerta da Panificio Adami. Benvenuti alla prima puntata di Mesede che si tache, una trasmissione di enogastronomia friulana dove parleremo di ricette assieme ad un ospite che ci raggiungerà tra un po'. Ma noi cominciamo subito a preparargli il piatto e abbiamo qua gli ingredienti. Come vedete c'è dolce, c'è salato, c'è qualche biscotto, patate, zucchero di canna. Abbiamo capito che stiamo per preparare i charsons, quindi bando alle ciance e cominciamo a lavorare. Quindi prima che arrivi l'ospite cominciamo subito a preparare i charsons. Cominceremo con due cose importanti: prepariamo l'impasto e mettiamo in ammollo l'uvetta, perché l'uvetta poi ci servirà morbida per fare il ripieno. Quindi mettiamo subito un po' di acqua tiepida nell'uvetta, la lasciamo lì a riposare. Io per abitudine uso i guanti, quindi mentre metto i guanti vi lascio il tempo di metterli anche voi, così mi seguite e facciamo la ricetta insieme. Fare la pasta per i charsons è semplicissimo, come è tutto semplice nei charsons. Sarà semplicemente da versare un po' di farina in una ciotola, un pizzico di sale, e poi versiamo acqua fin tanto che ne basta per creare un panetto morbido. Si può mescolare con le mani. Dobbiamo pensare a come sono nati i charsons. Dobbiamo tornare indietro di un po' di anni, ritrovare le donne in Carnia, in una terra dove non c'era l'autostrada come oggi e i cui mariti facevano i kramars, quindi viaggiavano, finita la stagione della finagione, partivano per Venezia quando andavo a prendere le spezie con la Crassigne o Crassigne, non mi ricordo mai dove va l'accento, e poi commercializzavano in spezie oltre confine passando i valichi verso l'Austria. È così che sono nati i charsons, non solo dalle donne di Carnia ma anche dall'intraprendenza degli uomini, perché ecco qui, perché quando gli uomini rientravano con le crassigne vuote, le donne cosa facevano? Svuotavano i cassetti, raccoglievano le ultime spezie rimaste all'interno di questi cassettini e le mescolavano con quello che c'era nell'orto. Quindi, come abbiamo visto, qualche patata, un po' di cipolla, un po' di biscotti secchi, un po' di uvetta, fino a rendere un composto gustoso che variava di famiglia in famiglia. Infatti, negli anni '80 è stato indetto un concorso per trovare la ricetta dei charsons e ne sono uscite chiaramente 40 ricette differenti. C'è la vallata dove la pasta viene fatta con le patate, c'è la vallata dove viene fatta la pasta con acqua e farina. Oggi facciamo quella più semplice, la pasta matta fatta con acqua e farina. Adesso, per fare in modo che il glutine ritorni a posto, la mettiamo nella ciotola di prima con uno strofinaccio. Il panetto è pronto, lo mettiamo a riposare e cominciamo a divertirci preparando il ripieno. Per preparare il ripieno dobbiamo stare un po' attenti all'ordine, perché ci sono delle cose che vanno ammollate come l'uvetta, ci sono le patate che vanno lessate e c'è la cipolla che va cotta molto bene, altrimenti rischiamo che ritorna nei nostri pensieri anche dopo aver finito di mangiare. Quindi questa cipolla è sufficiente per la dose che poi vi do dopo la pubblicità, tutto il peso degli ingredienti. Poi la tritiamo con un coltello, magari con un coltello più serio. La tritate un po' finemente, insomma, considerando che va dentro un ripieno, e la andiamo a cuocere nel burro, meglio. Chi volesse fare un piatto più leggero può farlo anche con l'olio, ma
Stiamo parlando di charsons, quindi un piatto della Carnia, della zona della montagna friulana. Scusate le lacrime, non ce la faccio, non ce la faccio. Mi hanno detto che un trucco simpatico per evitare di piangere tanto con la cipolla è metterla nel freezer 5 minuti prima di utilizzarla. Provate. Quindi per cuocere la cipolla, abbiamo detto, ci vorrà del burro. Io però ne sciolgo un po' di più di quello che mi serve per la cipolla, perché poi ne tengo una parte da mettere anche nel ripieno. Ho preparato il burro per cucinare la cipolla. È abbondante perché ne sto sciogliendo un po' di più per tenere una parte per cuocerci la cipolla e una parte me la riservo per il condimento successivo e per metterne un pochino nel ripieno. Quindi mi tolgo un attimo dal piano di lavoro, vado ai fornelli, vi aspetto di là. Sciogliamo quasi tutto il burro, così una parte lo metterò in questa ciotolina che poi lo userò per il ripieno. In quello che rimane andrò a cuocere la cipolla, con un po' di calma e un pizzichino di sale. Il burro è sciolto, ne ho messo un po' da parte in una ciotolina che mi servirà dopo per il ripieno e adesso con molta gentilezza lasciamo cuocere la cipolla, con calma, come facevano le donne carniche una volta, perché se la cipolla diventa scura poi è amara. E invece i charsons, la ricetta, almeno quella che facciamo oggi, hanno un ripieno dolce salato, quindi sarebbe veramente un peccato rovinarlo con l'amaro della cipolla. Quindi lasciamo qui la cipolla a cucinare piano piano e ritorniamo sul piano di lavoro a fare il ripieno. Ritorniamo quindi al piano di lavoro per fare il resto del ripieno. Per mia comodità io trovo facile lavorare con gli ingredienti già pesati e preparati sulla spianatoia. Ho messo qualche fogliolina di menta, il sale, la noce moscata, lo zucchero, l'uvetta ammollata, il burro fuso, le patate lessate, la cannella e un pochino di pepe. Cominciamo sbucciando le patate che ormai si sono raffreddate, quindi le sbucciamo, le schiacceremo con lo schiacciapatate classico e cominciamo a preparare il composto. Prendiamo quindi una ciotola, ho sbucciato una patata, adesso sbuccio anche l'altra, ma volevo dirvi una cosa, a chi piace caricare un po' di più il gusto dolce dei charsons, io negli ingredienti ci metto anche qualche piccolo amaretto, possono essere 2, 3, dipende un po' da quanto vi piace che i charsons siano dolci, quindi mettiamo anche qua gli amaretti. Schiacciamo quindi le patate, le facciamo scendere a pioggia. Qua è indifferente che siano calde o fredde, perché comunque adesso prepareremo tutti gli altri ingredienti e gli diamo il tempo comunque di raffreddarsi, quindi non fa testo, ecco, se le patate sono calde o fredde in questo momento. Adesso andrò a tagliuzzare l'uvetta. Per una questione di masticazione è piacevole anche che l'uvetta rimanga un po' spessa. È chiaro che se avete fretta, se siete più comode, mettete tutto in un frullatore e create un composto omogeneo. A me piace così rispettare un po' la tradizione o mantenere la tradizione e fare le cose anche manualmente. In realtà anch'io, se ho fretta, butto tutto nel frullatore e via, vengono buoni lo stesso. È solo la sensazione di metterci amore nel piatto e così, di avere un collegamento, ecco, con la nostra storia del Friuli. La cipolla è quasi pronta, l'uvetta l'abbiamo sminuzzata, quindi andiamo a versare la cannella, il burro che abbiamo fuso precedentemente, lo zucchero. Io preferisco usare lo zucchero di canna, se avete quello bianco va bene anche quello bianco. Un pizzico di sale,
le foglioline di menta tritata, a questo punto ci sono anche gli amaretti, basterà schiacciarli con tanta, così, senza tanta grazia, ecco, l'importante è che siano tritati. Anche perché poi mescolando, vedrete, si amalgama bene tutto. L'ultima cosa, una grattatina di noce moscata. Versiamo quindi anche la cipolla che abbiamo fatto dorare prima nel burro e alla fine regoliamo di pepe. Dopodiché dobbiamo solo amalgamare con un po' di pazienza. Se vi sembra che il composto sia un po' troppo morbido, perché magari le patate sono giovani e quindi hanno un carico d'acqua che non vi aspettavate, basta aggiungere un pochino di pangrattato. Ci sta bene anche qualche pezzettino di noce o anche qualche pinolo, un po' va a gusto. Questa è la mia ricetta preferita. Rivediamo, speriamo che la pasta sia venuta bene, perché la pasta a volte è un'incognita, dipende un po' dal tempo, dal clima, dall'umidità. Oggi è andata. Diciamo che deve uscire un panetto liscio, come quando da piccole usavamo quelle plastiline, come si chiamano, tipo il pongo, e deve essere liscio. La mia porzione di panetto da lavorare è pronta, vado a spolverare un po' sia la spianatoia che la pasta con un pizzico di farina, in modo da lavorarla tranquillamente. Anche il mattarello lo passo sulla farina, pronti via. Un consiglio che mi hanno dato, mi davano le nonne, di non lavorare mai la pasta fino al bordo, ma di lavorarla sempre nella parte centrale, così, ruotarla spesso, in modo che si distribuisce più comodamente, più facilmente e il bordo non è più sottile della parte centrale. E a volte è importante usare i trucchi delle nonne perché ci semplificano la vita, semplicemente. Mentre stendete la pasta, io adesso ne ho usata una porzione piccola così per farvi vedere anche in favore di telecamera, noterete che mantiene una bella elasticità, non si spacca facilmente e è bello farla sottile, di modo che quando andate poi a comporre il charson mantiene al boccone, è proprio molto gradevole. Adesso faccio un primo modello con la forma quadrata, taglieremo dei riquadri. Per sigillare i bordi è cosa buona inumidire appunto il bordo della pasta con un uovo semplicemente un po' sbattuto, che era uno degli ingredienti che io mi ero messa lì nell'immagine dell'inizio. Sbattiamo l'uovo come si fa di solito e poi con un piccolo pennellino bagneremo i bordi per sigillare bene i charsons. Se siete golosi come me, farete i charsons grandi. Con questa misura di pasta ne faccio 4. Quindi vado a tagliare in 4 parti, prendo un po' di impasto, ne faccio una pallina, così, spennello il bordo, non troppo perché altrimenti rischiate che durante la cottura comunque esce e vi altera un pochino il sapore. Prendiamo gli angoli opposti, li uniamo in alto al centro, prendiamo gli altri angoli, li portiamo al centro e pizzichiamo i lati per unire il charson. Se invece preferite averlo di un'altra forma, a cappellino di prete così chiamate, usiamo un coppa pasta, un bicchiere, quello che sto usando io è da 6,5 cm, tagliamo la pasta, rifacciamo una piccola, tristissima porzione di ripieno, questo è il motivo per cui io preferisco farli quadrati, pennelliamo il bordo nello stesso modo, quindi andiamo a inumidire leggermente il bordo e poi per fare il cappellino di prete
Basterà tenere un po' il ripieno, cominciamo a chiudere il bordo da un lato. Quando siamo circa a metà chersons, solleviamo l'altro lembo, lo chiudiamo al centro e chiudiamo i lati così. Un'altra delle forme tradizionali dei chersons è su base tonda, quindi con il coppapasta o con il bicchiere, mettendoci sempre un po' di ripieno. Io dico un po', secondo me non ce n'è mai abbastanza, poi vedete voi. Inumidiamo i bordi. Questo è facilissimo, basta cominciare a chiudere da un lato, regolando il ripieno in modo che non esca, facendo un raviolo quasi tradizionale, una mezzaluna. Adesso io continuo a preparare gli altri, oggi li farò a cappellino di prete perché tra pochi minuti dovrebbe arrivare la mia ospite e preferirei farglieli trovare quasi pronti. E invece è già arrivata, torno subito. Arrivo. Buongiorno! Buongiorno Tiziana! Luana, ciao. benvenuta nella mia cucina. Grazie. Vieni, sono un po' in ritardo. Che profumo! Prego. Vieni, accomodati. Stavo finendo di prepararti i chersons, quelli che mi hai chiesto. Che meraviglia! Posso? Eh. Mamma! Bravissima Tiziana! Sono profumati? Non vedo l'ora. Guarda, adesso finisco di prepararli, ma prima vorrei farti qualche domanda. Va bene. Adesso ci prendiamo una brevissima pausa, facciamo riposare Luana Schweitzer che è arrivata dal Trentino e tra poco vi do gli ingredienti di questa ricetta. Bene Luana, il viaggio è stato un buon viaggio oggi? Sì, perfetto. Ottimo, ottimo. Allora io avevo piacere di invitarti come ospite in questa primissima puntata perché ho letto di te una storia molto interessante. Tu sei nata a Lamon. La terra del fagiolo, esatto. La terra dei fagioli di Lamon, ora abiti a Fiera di Primiero. Sì. Ma in mezzo hai fatto l'università a Udine, dopodiché sei rimasta ad abitare qui per 16 anni addirittura. No, per 25 anni. Sono ormai più metà friulana che trentina. Leggo un attimo gli appunti perché hai fatto tantissime cose. Quindi dal web io trovo moglie, mamma, imprenditrice digitale, sportiva e coach, tiene da anni corsi di leadership femminile e per donne che vogliono raggiungere i propri obiettivi nella vita come nello sport. Esatto. Ecco, fino a qui ci siamo. Ancora una cosa, poi mi racconterai tu. Tu sei la fondatrice del marchio Tonic Walking, Sì. e l'hai promosso per prima in assoluto qui in Friuli. La grande opportunità che ho trovato qui in Friuli è stato quello di essere una manager per una grande azienda qui e lì ho imparato tutto, ho imparato come ci si relaziona, ho imparato come ci si organizza, ho imparato a coltivare anche rapporti, relazioni, ma ho imparato anche come prendere decisioni strategiche con coraggio. Tu sei diventata manager qui in Friuli, ma ora fai la mamma manager. E che cosa è stato che ti ha fatto decidere di rivoluzionare completamente la tua vita, non fare più la manager dipendente, ma la mamma manager, se ho capito bene? Sì, la voglia di avere qualche cosa di mio, la voglia di iniziare a crearmi una vita che fosse al 100% allineata con le cose che per me erano importanti, sono importanti, la mia famiglia, l'essere presente con mia figlia, vederla crescere, ma anche vivere di quella che era la mia passione. La mia passione era proprio la condivisione, il voler
condividere i sogni, condividere dei progetti e riuscire ad aiutare anche altre donne in base a quelle che sono state le mie competenze proprio da manager a fare altrettanto per accompagnarle in quelli che sono i loro sogni a realizzarli. Veramente molti di loro hanno in questi anni creato dei brand pazzeschi che sono di fama ormai nazionale. Quindi tu di fatto hai imparato a diventare una manager e poi tutta questa tua conoscenza la metti a disposizione di donne che vogliono crearsi un business. È così che intendi proprio business, non so come spiegarmi, rendere un business la propria vita, quindi questo stai Esatto, Okay. stai arrivando vicino al mio claim che è business your life, cioè businessizza la tua vita. So che è un inglesismo un po' italianizzato, ma a me interessa che arrivi proprio questo concetto. Attenzione, non solo il management, come dici tu, non solo la mia esperienza da manager, ma io dal 2008 sono anche coach e metto insieme tutta la parte più, diciamo, tecnica, più imprenditoriale, assieme alla mia capacità che ho acquisito di accogliere la donna, di capire la donna e di, come spesso mi dicono, ma tu come fai a vedere i talenti, come fai a vedere quello che c'è di grande in me? Beh, di sicuro il mio background come coach mi aiuta a tirar fuori il meglio dalle persone e spesso le persone stesse non si rendono conto di che cosa di pazzesco hanno dentro. Io ho trovato un piccolo libricino, non so se ti è nuovo, e si intitola Luana Schweitzer Rivoluzioniamoci, storie di donne che provocano gli eventi. Questo titolo quindi è un po' partito dal mondo friulano in cui noi o Fasin di Bessoi ci rivoluzioniamo, alziamo le maniche e ce la facciamo. Un po' il Friuli quindi ti ha lasciato questo, vero? Il Friuli mi ha lasciato, come dicevo prima, questa grinta dentro, questa determinazione nel riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Quindi il libricino che tu hai in mano in realtà è stato scritto 2 anni fa e raccoglie storie di 2 anni. Oggi potrei fare, non voglio dire una Bibbia, ma insomma qualcosa di più grande. Lì dentro ci sono tutte storie di donne che hanno seguito i miei corsi, i miei percorsi e hanno creato la loro attività partendo da zero. Stavo pensando a un detto friulano che dice così: El furlan non si ferme quanca le strac, ma si ferme quanca l'ha finito. Ovvero il friulano non si ferma quando è stanco, ma si ferma quando ha finito. Tu riesci a passare questo messaggio alle donne che lavorano assieme a te? Certo, è il mio cavallo di battaglia. Sappiamo tutti perfettamente che ci sono dei momenti di difficoltà, soprattutto per noi donne, che non possiamo essere solo lavoratrici o imprenditrici, ma dobbiamo gestire spesso la famiglia, i figli, preparare da mangiare, eccetera, eccetera. Sistemare anche relazioni, magari con amici, parenti, insomma spesso diventiamo un punto di riferimento per tante persone intorno a noi e questo ci leva un po' di tempo, di energie e di focus per noi stesse. Quindi è normale e capibile che ci siano questi momenti di difficoltà. Però quello che mi piace fare è proprio quello di sostenere le donne in questi momenti di difficoltà, perché è lì che fa la grande differenza. Il fatto di dire mi fermo quando l'ho raggiunto, non mi fermo perché in questo momento ho un impedimento. Se ho un impedimento in questo momento mi riposo un attimo e ci sta, ma il giorno dopo mi rialzo e vado dritta al mio obiettivo. Bellissimo Luana, veramente una storia fantastica di grande fiducia nei confronti delle donne, proprio in questo periodo storico in cui c'è grande attenzione alle donne. E so che tu sei anche autrice, io qui ho 2 tuoi libri, Una mamma in business e La terza rivoluzione femminile secondo Luana Schweitzer. Esatto, ti spoilerò che sto pensando al terzo libro. Fantastico, abbiamo una news tutta per noi. Luana, io ti ringrazio per questa intervista.
Trovate Luana Schweitzer sui social, su Facebook, su Instagram, Luana Schweitzer, ma adesso il clou, Luana, dobbiamo andare ai fornelli e terminare. Si mangia friulano. Pronta? Assolutamente sì. Bene, ti aspetto ai fornelli. Vedi Luana, è molto semplice cuocere i charsons, è un pochino come gli gnocchi. Basta tuffarli in acqua bollente salata, quindi una porzione deve essere sempre generosa secondo me. Quindi in questo momento ne sto facendo 6, ma perché sono piccoli. Mentre loro vanno in una leggerissima ebollizione, dobbiamo far sciogliere il burro per condirli, un pizzichino di cannella e un po' di zucchero di canna, così. Dai una mescolatina tu che non ce la faccio? Tu li avevi già mangiati i charsons? Sì, un sacco di volte, è uno dei miei piatti friulani preferiti. E l'hai mangiato in tante varianti? Ah sì, con le erbe, con la ricotta, con il cacao, Ah, con i super. pinoli anche. Anche con i pinoli? Sì. Vedi, è proprio una tradizione carnica bella, importante, è proprio fa parte della storia del Friuli e io ci sono veramente tanto legata. Proprio. Ma sede che si tacche! Mamma mia, non si può lasciarla un attimo da sola. Quindi vedi, a un certo punto loro vengono a galla, così, li raccogli, spegni tutto e li fai andare nel loro condimento. Non vedo l'ora di assaggiarli. Vedi Luana, a questo punto si sono insaporiti, basterà impiattarli. Ci vuole una grattugiata di ricotta affumicata. Ah, il profumo è fantastico. Sono buoni? Spettacolari. Mi sembra che Luana Schweitzer sia rimasta soddisfatta di questo nostro piatto friolenissimo. Noi ci vediamo la prossima volta. Maman e Tinisi con. Questa trasmissione è stata offerta da Panificio Adami.